Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ci troviamo nel piano del Consiglio. Siamo a un confine tra Veneto e Friuli. Infatti oggi partiremo in provincia di Belluno e arriveremo nella casera Ceresera in provincia di Pordenone. Come possiamo vedere siamo in autunno e qui in Consiglio è famosa per il foliage. Infatti qui non troviamo solo pini, ma troviamo un sacco di faggi che in autunno cambiano colore e diventano tra il rosso e l'arancione, e per cui il paesaggio dovrebbe essere fantastico. Siamo nella foresta più grande del Veneto e la seconda in Italia dopo la Sila in Calabria. Ce l'abbiamo vicino a casa perché un'ora e mezza da casa e siamo venuti apposta per vederla nella stagione migliore. Ovviamente per avere tutte queste notizie Guaro si è documentato, grazie Guaro. Il luogo del parcheggio è sotto il chiosco Sant'Osvaldo, che è gratuito, tutto questo piazzale. Dal luogo di parcheggio attraversiamo la strada e qui andiamo in direzione area picnic Archeton, dove anche qui si può parcheggiare però. Ecco qui il confine tra Friuli e Veneto, probabilmente, perché quel comune che abbiamo appena visto è in provincia di Pordenone, per cui siamo entrati in questo comune qui. Comunque, come potete vedere, al momento siamo sulla foresta di pini, per cui fogliage al momento poco, ma guardando un po' le informazioni su internet il fogliage lo troveremo più avanti, da metà percorso in poi in teoria. Arrivati a Casera Ceresera, sono un gruppo di 2 case. Qua abbiamo una legnaia col barbecue, noi ci siamo portati solo corrente per fare le bronze. Poi c'è questa casa che è chiusa e qui dovrebbe esserci il bivacco. Questo è all'interno del bivacco. Oh, ha dormito qua lei? Sì, in cima lì c'è la stufa e 1, 2, 3, 5 rete castello più soppaio quella sopra. Pollo, insalata e formaggio. E sarebbe un wrap. Chicken wrap. Dopo un po' di riposo stiamo lasciando questo bel posto, bellissimo, molto tranquillo, poca gente. Ci avviamo verso giù, sarà un'ora e mezza, abbastanza semplice, speriamo di trovare i cervi di nuovo. Eccoci qui, siamo alla fine del video. Diciamo che abbiamo visto un po' di foliage, ma non gli alberi diciamo rossi, perché siamo andati sulla parte diciamo sbagliata del Consiglio, perché ci sono 2 foreste. Una delle cose più belle è aver visto la traversata di cervi, è un'emozione sempre vedere gli animali liberi così. Vi lascio sempre il link GPX del percorso che potete utilizzare anche voi sotto in descrizione. Lasciatemi un like, seguitemi se volete vedere prossime avventure e ci vediamo alla prossima.